pomeriggio a tutti, bentrovati. Sono Raffaella Miceli, lavoro per ENAIPnet. Come avete potuto vedere dal titolo dell'evento di oggi, il tema centrale è quello della sostenibilità. Soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future è la definizione ufficiale di sviluppo sostenibile. La sostenibilità è una vision che mette al centro le azioni, i comportamenti e le scelte di sviluppo focalizzate non tanto e non solo sui problemi a breve termine, ma anche e soprattutto su quelli a lungo termine. Sono sostenibili le aziende che hanno fatto proprio questa visione di sviluppo. In particolare ci sono 3 aspetti sui quali dobbiamo concentrare i nostri sforzi: quello ambientale, quello economico e quello sociale. Sempre di più oggi sono interessati alla sostenibilità, si interessano ai temi delle sostenibilità sociali, le famiglie, la società e i giovani. Basti dire che la sostenibilità sociale rappresenta oggi un elemento determinante per le scelte lavorative delle nuove generazioni. Le organizzazioni che puntano su politiche sostenibili, sul benessere dei lavoratori e sull'inclusione hanno maggiori possibilità di attrarre i più brillanti talenti e di potenziare la propria competitività e la propria reputazione. Ne parliamo innanzitutto con chi si impegna in anno a definire, a tracciare un quadro aggiornato della sostenibilità sociale in Italia, in termini di strumenti e metodi di intervento distintivi, di trend evolutivi, di confronto con le esperienze europee. Sto parlando dell'osservatorio sulla sostenibilità, Sodalitas, sulla sostenibilità sociale d'impresa, e in particolare ne parliamo con la dottoressa Elisa Rotta, Program Manager Corporate Social Responsibility e Sostenibilità di Fondazione Sodalitas. Prima di passare la parola alla dottoressa Rotta, vi dico solo che Fondazione Sodalitas è nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda, di un gruppo di imprese e di alcuni manager volontari, ed è stata la prima organizzazione in Italia a promuovere il tema della sostenibilità sociale d'impresa. Bene, lascio la parola alla dottoressa Rotta, che è collegata con noi da remoto. Prego. Buongiorno a tutti, spero che riusciate a sentirmi. Sì. Condivido subito alcune slide che mi aiuteranno appunto in questo intervento. L'obiettivo appunto di oggi per me è condividere con tutti voi quelli che sono i dati che abbiamo raccolto nel secondo rapporto dell'Osservatorio Sodalitas sulla sostenibilità sociale d'impresa, e che appunto hanno messo a fuoco quelle che sono le priorità di sostenibilità sociale all'interno delle imprese. Prima di iniziare, 2 parole appunto su chi è Fondazione Sodalitas. Siamo una fondazione nata 30 anni fa ormai in Assolombarda, quindi associazioni industriali della provincia di Milano. Oggi associamo un centinaio di imprese di grandi dimensioni, tendenzialmente medie e grandi dimensioni, che hanno fatto della sostenibilità sociale un loro elemento distintivo. Quello che noi facciamo è accompagnare appunto queste imprese nel guidare quella che è una vera e propria transizione sociale attraverso diverse iniziative, delle partnership multi-stakeholder, quindi progetti a impatto che vanno a generare collaborazioni tra il mondo dell'impresa e gli stakeholder esterni, a partire dalle scuole e dalle organizzazioni del terzo settore, dagli enti locali. Realizziamo partnership 1 a 1 con il mondo delle imprese e promuoviamo tra le aziende dei momenti di networking e di confronto, oltre ad ovviamente iniziative di ricerca come quella dell'Osservatorio Sostenibilità Sociale, su cui ci concentriamo oggi. Quello che è l'osservatorio è un programma per conoscere
e approfondire quelli che sono i contributi che le aziende possono dare allo sviluppo della nostra società per gestire proprio quelli che sono gli impatti generati dai cambiamenti in corso, cambiamenti della transizione ecologica, della transizione digitale, quali sono gli impatti sociali, come le aziende possono governare questi cambiamenti per raggiungere appunto degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il nostro progetto è realizzato in collaborazione con un comitato scientifico che ci supporta nell'identificare quelli che sono i temi prioritari e appunto qui attingiamo alle competenze accademiche di molti docenti universitari che sono impegnati nell'ambito di diverse discipline su quello che è il fronte della sostenibilità sociale e poi abbiamo alcuni partner tecnici, diciamo, di ricerca, di comunicazione e siamo in collaborazione con un network europeo, CSR Europe, che ci consente di avere appunto una visione su quello che è il panorama internazionale su queste tematiche. Andiamo un po' nel concreto per vedere quali sono le attività, le evidenze che abbiamo raccolto nel nostro secondo rapporto. Quello che volevamo era capire come le imprese valutassero appunto il proprio approccio nella sostenibilità sociale di impresa, che rilevanza gli danno, con quali stakeholder vogliono collaborare su questo fronte e capire appunto le motivazioni che guidano le aziende in questi ambiti. E per ogni stakeholder che è emerso come prioritario, come vedremo, sono i dipendenti, i giovani e le comunità, gli stakeholder prioritari per le aziende impegnate nella sostenibilità sociale. Per ciascuno di questi stakeholder siamo andati a capire quali sono le modalità di intervento, come effettivamente si è sviluppata un dialogo, un'attività rispetto a questi stakeholder e come vengono portate avanti le diverse iniziative. Per realizzare questa indagine abbiamo coinvolto un campione di oltre 100 imprese, 130 imprese, che appunto, come potete vedere, è sufficientemente distribuito per quanto riguarda la dimensione, quindi sono presenti sia aziende di medie dimensioni che aziende di grandi dimensioni e poi anche la tipologia di azienda, quindi abbiamo aziende che sono italiane ed operano solamente in Italia, aziende italiane che però hanno un respiro internazionale e poi abbiamo coinvolto anche divisioni italiane di multinazionali straniere, proprio per andare anche a vedere quali potessero essere i diversi approcci nell'affrontare queste tematiche. Vediamo dunque come le imprese si stanno interfacciando con il tema della sostenibilità a 360 gradi. Come sappiamo, la sostenibilità sta diventando un valore di riferimento primario per la quasi totalità delle imprese. Ormai non c'è azienda che non parli di sostenibilità, complici anche evidentemente le normative europee che negli ultimi anni hanno posto il tema nell'agenda di tutte le imprese a partire dalle più grandi, ma sempre di più anche coinvolgendo tutte le filiere e le catene di fornitura. Perciò la sostenibilità sta diventando veramente un tema strategico per tutte le imprese. In particolare vediamo che anche le diverse articolazioni della sostenibilità stanno acquisendo importanza. Ovviamente non ci dimentichiamo che la prima sostenibilità per un'azienda, perché questa esista, è la sostenibilità economica, che ovviamente è ritenuta importante, molto importante per la totalità delle aziende, ma vediamo che anche le sostenibilità sociali e quella ambientale stanno crescendo di importanza nel mondo delle imprese e in particolar modo vediamo che c'è un forte accento sul tema proprio della sostenibilità sociale, che è quello su cui poi noi ci siamo concentrati. Andando un po' a vedere quelli che sono anche gli SDGs di riferimento, quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, vediamo che le aziende hanno consapevolezza e conoscenza, no, di quelli che sono questi obiettivi e che nella maggior parte dei casi dichiarano un proprio impegno in particolare su alcuni obiettivi che sono molto coerenti ovviamente con il tema della sostenibilità sociale. Mettono infatti
infatti al primo posto il tema del lavoro dignitoso e crescita economica, al secondo posto abbiamo visto la parità di genere, al terzo c'è la buona salute e il benessere per le persone. Quindi vediamo che nei primi tre posti davvero le priorità anche a livello di SDGs sono priorità che riguardano le persone, quindi priorità di sostenibilità sociale. Per quanto riguarda anche il tipo di responsabilità che si attribuisce ai diversi stakeholder, le grandi imprese si considerano con il governo l'attore che più può contribuire a rendere la nostra società più equa e sostenibile. Quindi c'è un grande ruolo che il mondo delle imprese, specialmente il mondo delle grandi imprese, può avere proprio come traino di sviluppo e di crescita di questi temi. Al contempo vediamo che anche gli stessi singoli cittadini sono degli attori assolutamente protagonisti di questo cambiamento e la scuola e l'università, visto anche il contesto in cui ci troviamo, diventano un attore fondamentale proprio per innescare un cambiamento verso una transizione sociale. Focalizziamoci dunque su quelli che sono gli aspetti più inerenti alla sostenibilità sociale. Vediamo che oltre il 90% delle imprese che noi abbiamo intervistato dichiara una crescita dell'importanza attribuita alla sostenibilità sociale negli ultimi anni. Quindi rispetto a 5 anni fa il trend è assolutamente in crescita e il tema sta diventando sempre più urgente e sempre prioritario per le imprese. Andando a vedere di quali stakeholder le imprese ritengono necessario, rilevante occuparsi nel gestire il proprio approccio alla sostenibilità sociale, vediamo che i dipendenti sono considerati come lo stakeholder più rilevante nelle strategie di sostenibilità sociale, sia come beneficiari di queste strategie, ma anche come poi attori protagonisti che possono mettere in atto davvero dall'interno dell'azienda un cambiamento verso l'esterno. In secondo luogo, evidentemente, ci sono i clienti consumatori, quindi i destinatari dell'attività dell'impresa, e poi al terzo posto troviamo proprio la comunità locale, quindi gli attori che popolano il contesto sociale in cui l'azienda si trova ad operare. E questi sono i tre focus che le aziende mettono davvero al primo posto quando si tratta di sviluppare iniziative di sostenibilità sociale. Per quali motivo lo fanno? Cioè, quali sono quindi le motivazioni che spingono le imprese ad impegnarsi sul fronte della sostenibilità sociale? Vediamo che innanzitutto le aziende considerano prioritario il tema per un miglioramento della reputazione e in secondo luogo per avere maggiore attrattività verso i giovani talenti. Quindi l'obiettivo di attrarre le giovani generazioni e di essere in sintonia anche con i valori che porta la Gen Z all'interno delle aziende fanno sì che sia fondamentale davvero impegnarsi sul fronte della sostenibilità sociale. Al terzo posto mi fa piacere ricordare questo aspetto che sempre di più è centrale, che è quello della competitività nel lungo periodo, ovvero bisogna sempre tenere presente che la sostenibilità va legata alla competitività. Solo se riesce a dare valore all'azienda, quindi a far crescere il valore dell'azienda, riusciremo davvero a fare centro, quindi a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile in tutte le sue componenti, in tutte le sue dimensioni. Concretamente, quindi, le aziende cosa fanno? In quali ambiti si impegnano prioritariamente quando parlano di sostenibilità sociale per mettere a terra questo concetto? Sicuramente, come abbiamo visto, lo stakeholder prioritario è quello dei dipendenti, quindi molte delle azioni sono relative alla gestione delle persone, delle proprie persone, di chi lavora all'interno dell'azienda e quindi al primo posto vediamo che c'è un impegno nello sviluppo di una qualità del lavoro che sia adeguata e che sia appunto coerente con quelli che sono anche i valori delle persone.
Al secondo posto ci sono tutte quelle iniziative collegate al tema del welfare aziendale, quindi del supporto che l'azienda può dare anche per una migliore conciliazione della vita e del lavoro delle persone. E al terzo posto appunto le tematiche di diversity and inclusion e poi della parità di genere. Vediamo che sono importanti anche appunto i temi legati alla formazione e quindi a tutte quelle che sono le pratiche di upskilling e reskilling per garantire a tutte le persone le competenze necessarie per stare nel mercato del lavoro in modo proficuo e profittevole per tutti, e la formazione e ovviamente l'inserimento lavorativo dei giovani. Questi sono alcuni appunto temi su cui le aziende si stanno impegnando sempre di più, perché specialmente sul fronte delle giovani generazioni c'è davvero una forte bisogno di attrarre i giovani e di farlo, come dire, nel modo più appropriato. Quando poi siamo andati a chiedere se le aziende ritenessero soddisfacente l'impegno che oggi viene messo in campo sul fronte della sostenibilità economica, della sostenibilità ambientale e di quella sociale, vediamo che ci sono ancora dei margini di miglioramento piuttosto significativi. In particolar modo si ritiene abbastanza critico il giudizio sulla sostenibilità sociale, ovvero si riconosce che il tema è prioritario, ma ci si rende conto che non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, c'è ancora molto da fare e quindi è necessario continuare a lavorare su questo, e questo ovviamente lo facciamo quando andiamo a chiedere appunto alle aziende di dare una valutazione generale, no? Su quello che loro percepiscono a livello di sistema paese, quindi a livello italiano. E, ci si rende conto che appunto è molto importante continuare a lavorare su questi temi, perché gli obiettivi non sono assolutamente raggiunti, lo vediamo quotidianamente anche sui temi, ad esempio, della parità di genere, eccetera. Vediamo infatti che appunto per tutti gli ambiti indagati solo una minoranza di imprese ritiene adeguato l'attuale livello di impegno, e nella parte bassa di questa classifica vedete che ci sono alcune tematiche rispetto alle quali il giudizio dell'impegno a livello di sistema imprenditoriale, a livello di imprese complessive non è ancora adeguato, e questo riguarda molto i temi di diversity and inclusion, dalla parità di genere all'inclusione delle persone straniere, alla riduzione in generale delle disuguaglianze. Quindi su questi fronti, prettamente di natura sociale, evidentemente le aziende si rendono conto che c'è ancora molto da fare, molte iniziative possono essere messe in campo per raggiungere un obiettivo di maggiore inclusione. Vediamo dunque, rispetto alle priorità che le aziende ci hanno segnalato, quindi il benessere dei dipendenti, l'inserimento dei giovani e il supporto alla comunità locale, quali sono le iniziative concrete che le aziende stanno implementando, quali sono le linee di azione che si stanno delineando in questi anni, in questi mesi. Vediamo che per quanto riguarda il tema dei dipendenti, tantissimi aspetti sono considerati rilevanti per raggiungere l'obiettivo del benessere delle persone. Al primissimo posto, ovviamente, il tema della salute e della sicurezza, e successivamente anche tutti i temi più relativi al coinvolgimento, alla motivazione dei dipendenti, al garantire un clima aziendale che sia positivo, che sia inclusivo, che riesca a fare in modo che le persone diano il meglio di sé sul posto di lavoro. E poi appunto tutto quello che riguarda la conciliazione vita-lavoro, che evidentemente può essere messa in atto attraverso diversi strumenti, diverse iniziative, dalle flessibilità orarie al lavoro da remoto, ai permessi che possono essere erogati per sostenere anche la genitorialità, diversi strumenti che possono
rendere appunto, conciliare, aiutare a conciliare meglio vita-lavoro, e che sono sicuramente uno dei temi di attenzione da parte di tutte le fasce di dipendenti, un po' a seconda anche di quello che è il loro ciclo di vita. E poi ovviamente anche il tema della formazione, sicuramente molto rilevante, e le aziende sempre di più si stanno impegnando su questo, anche complici le transizioni ecologiche e digitali, che fanno sì che siano sempre più necessari aggiornamenti per dare alle persone le competenze necessarie per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Vediamo che tutte le dimensioni del benessere delle persone sono considerate importanti da parte delle aziende. Ci si rende conto che non è solamente una questione, ad esempio, di benessere economico, relativa, ad esempio, appunto alle retribuzioni, ma diventa fondamentale anche contemplare le altre dimensioni, un benessere di tipo relazionale, come dicevamo prima, il clima nell'ambiente di lavoro è fondamentale, il benessere psicologico delle persone. Questo è emerso moltissimo negli anni della pandemia, dove diverse aziende hanno anche implementato dei servizi di supporto proprio per i propri dipendenti, per riuscire a gestire anche il contesto emergenziale che si stava vivendo e supportare le persone anche dal punto di vista psicologico. E poi ovviamente un benessere fisico, sempre più persone supportano iniziative di promozione della salute, dal sostegno ad esempio agli screening di salute sanitari, ma anche alle attività che vengono proposte attraverso le mense aziendali di alimentazione sana, eccetera. Quindi sono tutte dimensioni su cui le aziende stanno iniziando davvero ad avere un presidio con azioni proprio dedicate. Venendo al target dei giovani, che possono essere giovani dipendenti, ma anche giovani che si affacciano al mondo del lavoro, vediamo che le aziende percepiscono dei cambiamenti, a volte anche molto radicali, rispetto a quello che i giovani chiedono al mondo del lavoro, alle aziende, e vedono che al primo posto spesso ci sono i temi di conciliazione vita-lavoro, di flessibilità, per cui la gestione del proprio tempo, il non mettere il lavoro come unico punto di riferimento per una realizzazione personale, ma quindi avere l'opportunità di poter conciliare la propria professione con anche altri interessi, altre relazioni che sono al di fuori appunto del mondo del lavoro. La flessibilità, che è molto legata appunto al tema della conciliazione, e poi ovviamente anche iniziative di formazione, di sviluppo professionale, di percorso professionale, che rendono più attrattivi certe professioni, certi ambienti di lavoro. Su queste tematiche ovviamente le aziende sono molto attente, perché si rendono conto di questi cambiamenti, stanno iniziando a provare a, come dire, articolare un'offerta per attrarre le giovani generazioni, che vada in linea con queste richieste, perché quello che stanno vivendo oggi è davvero sempre di più una grande difficoltà nel trovare giovani, anche banalmente per il fatto che saranno sempre di meno dal punto di vista dei numeri assoluti, quindi diventa fondamentale poter offrire un posto di lavoro, un'opportunità, un percorso professionale coerente con quelli che sono i valori e le aspettative appunto richieste dai giovani. Per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, vediamo che le aziende mettono anche in campo diverse iniziative. Molte di queste riguardano le collaborazioni con università, centri di ricerca, le opportunità di apprendistato, i PCTO, i tirocini, che sono sicuramente degli strumenti attraverso cui le aziende aprono le loro porte ai giovani, entrano in contatto con loro e creano appunto questo famoso ponte tra scuola e lavoro, che diventa poi fondamentale per accelerare la transizione dei giovani nel mercato del lavoro in un modo profittevole per entrambe le parti. Vediamo che
quasi la totalità delle imprese mette in atto iniziative di ascolto dei propri dipendenti, quindi dei target interno, dello stakeholder interno. In particolar modo gli strumenti che vengono maggiormente utilizzati sono le indagini, i survey e i colloqui one-to-one con i propri manager di riferimento, con la funzione delle risorse umane. L'attività di ascolto è fondamentale ovviamente per rispondere poi a quelle che sono le aspettative degli stakeholder e dunque riteniamo che il fatto che l'86% sia già attivo e focalizzato su questo dia un buon conto dell'impegno che oggi le aziende stanno cercando di attivare. Ovviamente quello che succede dopo l'ascolto è appunto la creazione anche di un'aspettativa per la messa in atto di quelle che sono le attività appunto emerse come prioritarie dallo stakeholder. Quindi è sicuramente un'azione molto utile per progettare anche iniziative a favore dei dipendenti. Come vengono realizzate queste iniziative? Vediamo che i 2/3 delle imprese intervistate mettono in atto iniziative in partnership, quindi non lavorano da sole, difficilmente si riescono a raggiungere obiettivi significativi lavorando soli in questi ambiti e coinvolgono spesso organizzazioni no profit, altre aziende, ad esempio partner, e scuole e università. Quindi questo diventa un elemento fondamentale anche proprio per il successo delle iniziative. Rispetto al tema della misurazione dei risultati, quindi la misurazione dell'impatto sociale generato, vediamo che solamente la metà delle imprese oggi realizza questo tipo di misurazioni. Questo è un ambito su cui effettivamente le imprese possono migliorare, perché sicuramente è fondamentale attivarsi, fare iniziative, ma ovviamente diventa anche fondamentale misurarne l'efficacia, proprio per capire se si è riusciti a generare il cambiamento atteso. Le iniziative poi verso i dipendenti vengono ovviamente veicolate attraverso i canali di comunicazione interna, no? Quindi abbiamo detto il dialogo, l'ascolto delle attese è fondamentale, ma anche poi la restituzione, la comunicazione di quello che è stato fatto è un fattore strategico proprio per alimentare questo coinvolgimento dei dipendenti, e la dimensione della comunicazione è sicuramente una dimensione da presidiare. Arrivando invece a quella che è la sostenibilità sociale verso l'esterno dell'azienda, quindi la comunità, vediamo che anche in questo caso l'attività principale è quella di attivare iniziative di ascolto e di dialogo per identificare i bisogni della comunità. In particolar modo vengono realizzati proprio incontri con le amministrazioni locali, con le organizzazioni no profit, e c'è una dimensione anche di raccolta di segnalazioni da parte dei dipendenti che ovviamente, abitando nel medesimo territorio in cui è collocata l'impresa, possono dare il loro punto di vista su quelli che sono i bisogni della comunità in cui si trovano a vivere. Una volta attivato l'ascolto, vengono poi ovviamente implementate delle iniziative. Quelle più rilevanti che vengono segnalate sono sicuramente le iniziative sociali, poi le iniziative di carattere educativo e formativo, quindi tutti i progetti che vengono realizzati ad esempio con le scuole senza avere un obiettivo diretto di reclutamento, di selezione poi delle persone, ma davvero con un obiettivo educativo e formativo su tematiche, ad esempio, di cittadinanza attiva, di sostenibilità. Vengono poi promosse iniziative di sostenibilità ambientale, iniziative culturali che vanno proprio ad alimentare quello che è la relazione proprio che l'azienda crea con la propria comunità di riferimento. Anche in questo caso
la stragrande maggioranza delle aziende lavora in partnership, per cui mai da soli, sempre collaborando con gli attori del territorio che possono aiutarci ad amplificare l'impatto che effettivamente le aziende realizzano. E anche qui gli attori principali sono, i partner principali sono le organizzazioni no profit, le istituzioni locali e le scuole e università. Anche in questo caso vediamo che la misurazione dell'impatto è un ambito sviluppato solamente da una minor parte delle aziende intervistate, e questo sicuramente è è un ambito di miglioramento su cui anche noi come fondazione siamo impegnati proprio per sollecitare una misurazione anche alla luce di quelle che sono poi le recenti normative che obbligano un po' le imprese a rendicontare, no? Anche sulle tematiche sociali, oltre che su quelle finanziarie, come tradizionalmente avviene. Anche in questo caso il tema della comunicazione per noi è fondamentale, per molte aziende, e prevale ovviamente, visto che sono aziende, visto che sono progetti, iniziative rivolti al territorio, prevale l'attività di comunicazione esterna, anche se c'è sempre una buona presenza anche delle attività di comunicazione interna, proprio per alimentare questo senso di coinvolgimento, di engagement anche dello stakeholder interno su tutto quello che l'azienda fa anche nella propria comunità di riferimento. Vengo dunque alle conclusioni per raccogliere un po' quelle che sono le principali evidenze del nostro lavoro di indagine, alcune evidenze su quelle che sono le evoluzioni che stanno vivendo le imprese. Abbiamo visto un'elevata consapevolezza sull'urgenza delle sfide ambientali e sociali, quindi la crescita delle priorità sociali ed ambientali all'interno dell'azienda. C'è un giudizio di parziale inadeguatezza su quello che è stato fatto finora, per cui ci si rende conto che è ancora necessario investire, quindi incrementare l'impegno sociale. Per questo motivo ci aspettiamo proprio che nei prossimi anni sia una tendenza sempre più in crescita. Vediamo che, come abbiamo detto, in ambito sociale oggi appare prioritario l'impegno sul fronte interno, quindi i dipendenti sono l'asset principale dell'azienda e vengono considerati prioritari come stakeholder su tutte quelle che sono le iniziative di sostenibilità sociale. In particolare ci si rivolge al loro benessere, benessere che è un concetto che si è ampliato moltissimo negli ultimi anni, per cui ci sono nuove dimensioni, non solamente quella economica o quella fisica, ma anche quella psicologica e relazionale diventano davvero prioritarie. Per dare piena credibilità a quello che è l'impegno sociale, due ambiti riteniamo particolarmente cruciali, che sono da un lato favorire l'inserimento lavorativo dei giovani rispondendo a quelle che sono le loro aspettative in termini proprio di conciliazione vita-lavoro, di maggiore flessibilità, e realizzare iniziative proprio rivolte al miglioramento della qualità della vita nella comunità di appartenenza. E per realizzare questi obiettivi è fondamentale appunto lavorare in partnership, perché sappiamo che questo amplifica l'impatto che si può ottenere, ed è fondamentale riuscire a misurare i risultati che raggiungiamo e a comunicarli anche nel modo più efficace, perché possano raggiungere, come dire, tutti gli stakeholder coinvolti. Queste sono le principali evidenze che volevo condividere con voi, e vi ringrazio per l'attenzione e per lo spazio che avete dato in questa iniziativa. Bene, grazie dottoressa Rotta, grazie per questa puntuale fotografia dalla quale è emerso in modo importante, insomma, come le persone, i dipendenti di un'impresa sono da considerare lo stakeholder primario
Coinvolgere le persone fa la differenza sia nello sviluppo di un progetto di sostenibilità che nei risultati. Solo in questo modo la sostenibilità può essere perfettamente compresa e integrata nel modo di lavorare di ciascuno e creare valore in azienda. Ce lo spiega ancora meglio la dottoressa Romina Norris, che è qui presente, consulente formatrice dal 2003, si occupa di formazione e consulenza nella gestione delle risorse umane, puntando alla valorizzazione delle persone, del potenziale di ogni persona in ogni ruolo aziendale. Prego, dottoressa Romina. Grazie, grazie. Vediamo se arrivano le grazie. Perfetto, ottimo. Grazie a tutti, grazie per l'invito e grazie a tutti di essere qui e dedicare tempo al tema della sostenibilità, perché insomma avrete capito che è un tema abbastanza sotto i riflettori, soprattutto negli ultimi anni, e coinvolge sicuramente le nostre imprese, grandi, piccole, medie. Ormai non è solo più per le grandi, ma vengono coinvolte tutte su tutto il territorio nazionale, a maggior ragione se sono anche aziende che si muovono anche su mercati internazionali, perché su certi mercati proprio il tema viene sentito in maniera importante. Ora, quello che volevo così condividere con voi è proprio l'approfondimento di come questo tema della sostenibilità, quindi anche l'impegno delle aziende sul tema di sostenibilità in maniera concreta all'interno delle aziende, in realtà può diventare un'opportunità per proprio fare questo lavoro di attrazione delle persone e di coinvolgimento delle persone in azienda. Quindi attrarre i giovani, ma non solo, da fuori, che possano scegliere l'azienda proprio anche perché è impegnata sulla sostenibilità, ma anche lavorare all'interno per coinvolgere le persone che sono in azienda o nuove che arrivano in azienda. Quindi vedrete che questo tema della sostenibilità ci aiuterà proprio a comprendere questo aspetto e quindi vederle anche la sostenibilità come un punto di forza per le aziende per risolvere un po' questa situazione di ricerca di risorse umane, di persone in azienda, ma anche di trattenere le persone in azienda. Bene. Io qui ho creato diciamo un po' due ambiti. Da una parte abbiamo gli studenti, candidati, collaboratori, ok, che sono interessati. Scusate, non so se sono io che ho toccato probabilmente, scusate, forse ho toccato scusate, perfetto. Abbiamo come due parti. E vedete che io in mezzo in realtà ho messo il filo, avete presente tra l'altro me ne sono portata anche un pezzetto, avete presente quel nastro che viene utilizzato per delimitare delle aree lavoro? Secondo me siamo un po' in una situazione di questo tipo, siamo in una situazione di area delimitata di lavoro, proprio su questo aspetto delle persone in azienda, e quindi l'ho messo in mezzo perché secondo me questa area di lavoro ha proprio un po' questa situazione. Da una parte abbiamo giovani, studenti, candidati, collaboratori stessi in azienda, e dall'altra a volte abbiamo l'azienda con l'imprenditore, con i manager, e quindi possiamo andare a vedere se questa sostenibilità in realtà ci aiuta a sistemare quest'area di lavoro e quindi anche andare oltre l'ostacolo che in questo momento la maggior parte delle aziende sta proprio un po' anche affrontando in ottica anche di sostenibilità sociale. Perché quali sono gli ostacoli? Io qui ve ne ho messi alcuni giusto per darvi qualche spunto, e poi magari voi con la vostra anche esperienza potreste anche aggiungere o modificare la lista, ok? Però a volte gli ostacoli sono magari il fatto che la persona deve fare un lavoro un po' ripetitivo, che lo stipendio non sempre è diciamo interessante, a volte la distanza da casa, il lavoro nei festivi, la sera o nel fine settimana, a volte i colleghi anziani o giovani che non sono sempre magari disposti ad ascoltare, non sempre c'è uno spazio magari di condivisione dove le persone possono confrontarsi, lo smart working che a volte c'è, a volte non c'è, a volte servirebbe, a volte invece magari diventa una scelta limitante, la crescita professionale che non sempre è definito un piano anche di crescita nel tempo, la flessibilità oraria, il fatto di lavorare per obiettivi, il networking all'interno dell'azienda, il riconoscimento anche del valore umano, ok? Questi sono alcuni ostacoli per lavorare in azienda. Dall'altra abbiamo alcuni ostacoli per
che a volte emergono per essere selezionati e quindi far parte del team dell'azienda. A volte l'età anagrafica, a volte appunto la generazione di appartenenza, a volte il genere, magari intenzioni anche di sviluppare dei progetti a livello personale che rischiano di diventare magari visti come limitanti per essere selezionati poi in azienda, magari la diversità, la scarsa concentrazione, bassa fedeltà aziendale, a volte questo concetto un po' dell'inaffidabilità, insomma la richiesta magari anche di questo tema del welfare aziendale. Quindi questi sono alcuni degli ostacoli che io ho recepito e raccolto. Una cosa che volevo condividervi, e qui richiamo un attimo il mio payoff perché l'ho proprio messo e ragionato in quest'ottica, è che quando parliamo di sostenibilità di impresa, a partire da quella economica ma poi anche quella sociale e quella ambientale, non possiamo ragionarla se non abbiamo le persone che ci lavorano a questa sostenibilità. La dottoressa prima ha fatto diversi esempi su progetti che si possono realizzare in azienda per le persone ma anche per la comunità, il territorio, l'ambiente. Bene, per realizzare quei progetti, se abbiamo le persone in azienda che ci lavorano, allora trovano anche un seguito nella loro realizzazione. Se in realtà non abbiamo le persone, dove vai, ok? Quindi diventa importante riconoscere il valore delle persone in azienda, perché sono proprio le persone che con la loro competenza professionale ma anche capacità umana sono poi quelle che realizzano, portano avanti i progetti di sostenibilità in azienda. Quindi io l'ho proprio messo perché dal mio punto di vista, se l'azienda vuole praticare la sostenibilità ma radicata, integrata nel suo modo di fare business, ma non solo, ecco che deve per forza fare un lavoro di coinvolgimento diretto in prima delle persone che sono presenti nel team aziendale. Ora andiamo a vedere come questi soggetti che abbiamo visto inizialmente possono essere, diciamo, connessi tra di loro. Vi ho messo appunto due calamite, nel senso di dire questa sostenibilità ci aiuta a fare che ci sia un'attrazione tra i vari soggetti per poter creare dei team di lavoro che funzionano, che fanno sì che le persone siano anche in una situazione di benessere sia economico ma anche relazionale, ma anche un benessere professionale, che si sentono realizzati nell'attività che fanno. Andando a vedere la sostenibilità un pochino più nello specifico, io vedo che a volte, non sempre, però a volte c'è la situazione di pensare l'impegno di sostenibilità dell'azienda più legato anche a strumenti tecnici, cioè sì, sono sostenibile perché ho delle certificazioni, perché ho un rating, perché faccio un bilancio, perché calcolo le emissioni di CO2, quindi faccio perché seguo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Sì, van bene gli strumenti tecnici, ma gli strumenti tecnici devono permettere all'azienda di intraprendere un percorso con dei progetti poi concreti, pratici, che devono essere radicati, integrati nell'attività quotidiana dell'azienda. Di conseguenza capite bene che un'impresa, per essere sostenibile, è un'impresa che sceglie di basare le sue decisioni strategiche ma anche operative, e ho messo apposta anche il termine operative perché anche proprio nella praticità operativa dell'azienda, e però di queste scelte naturalmente l'azienda deve valutare l'impatto economico, sociale, ambientale e di governance. Perché deve valutare questo impatto? Perché in realtà non può fare quello che vuole fondamentalmente, ma deve rendere conto a chi? A tutti gli stakeholder, a tutti i portatori di interesse. Dalla parola rendere conto, rispondere ai portatori di interesse nasce la parola rendicontazione con il bilancio di sostenibilità. Quindi l'azienda ha una responsabilità nel rendere conto a tutti i soggetti, partendo da chi lavora in azienda e poi a tutti i soggetti esterni, di come l'azienda opera e porta avanti la sua attività anche di business. Quindi vedete che la dimensione sociale, oppure la rivedete anche nell'immagine, è ben presente, è uno degli assi su cui l'azienda dovrebbe lavorare.
Ora, se andiamo un po' più nello specifico e andiamo a vedere la lettura attuale, quella più riconosciuta a livello di sostenibilità, la lettura ESG, vedete che c'è sì la dimensione ambientale, c'è la dimensione G di governance, ma nel centro, e forse non a caso è stata messa nel centro, c'è la dimensione sociale. Ecco che quindi anche qui c'è il richiamo al generare, a fare che l'azienda nel suo impegno generi un benessere sociale, prima di tutto per le persone in azienda e poi anche per il territorio, i fornitori e la comunità esterna. In maniera, diciamo, diretta, qui vi porto questa mappa della ISO 26000, che è una ISO riconosciuta a livello internazionale, dove mette le tematiche principali di sostenibilità che un'azienda dovrebbe approfondire e praticare in azienda. Se voi andate a vedere, in modo diretto le persone sono coinvolte nelle aree dei diritti umani, delle pratiche di lavoro, della comunità del territorio, la gestione sociale del cliente, la gestione sociale della catena di fornitura. Però se andiamo a fare quella riflessione che facevamo poco fa, in realtà in modo anche indiretto, alla fine le nostre persone in azienda partecipano e sono coinvolte in tutte queste tematiche di sostenibilità, perché tutti i progetti che vengono fatti richiedono l'impegno delle persone che abbiamo in azienda. Ora, quando all'interno delle aziende si decide anche di mettere l'attenzione sul tema, tenete conto che l'azienda intraprende un percorso di sostenibilità e io qui vi condivido i 4 passi principali che io nel tempo così ho identificato. Quindi, e guardate, alla base torniamo alla stessa riflessione: dove vai se le persone non ce le hai? Per intraprendere un percorso di sostenibilità bisogna avere la competenza in azienda e quindi dobbiamo avere le persone, formarle, prepararle perché diventino competenti sull'argomento della sostenibilità. Poi vedete che c'è l'assessment e la mappatura, dobbiamo identificare col secondo passo cosa l'azienda sta già facendo di sostenibilità, quali sono i progetti che già ci sono in azienda, e anche qui io vedo che lavoro con le persone, sono loro che sanno quali progetti in azienda si stanno facendo a livello sociale, ambientale, di governance e tutto quanto. Poi, una volta che abbiamo capito l'impegno dell'azienda, il passo 3 è comunicare e rendicontare. Bene, se vogliamo comunicare la sostenibilità, dobbiamo far sì che tutte le persone in azienda sappiano dell'impegno che c'è in azienda di sostenibilità. Non solo il commerciale che deve vendere il prodotto e quindi raccontare anche l'impegno di sostenibilità, ma tutti i collaboratori all'interno dell'azienda che poi si confrontino con i fornitori, con le banche, con le nuove risorse magari in fase di selezione. È importante che conoscano l'impegno dell'azienda proprio anche per giocarlo come elemento attrattivo per così avere poi le persone in azienda. E anche nell'ultimo passo, pianificare lo sviluppo della sostenibilità in azienda, perché non è che faccio il bilancio e sono a posto, anzi è proprio facendo il bilancio di sostenibilità che poi l'azienda deve essere impegnata nel portare avanti un percorso da misurare e da ragionare nel medio-lungo periodo. Quindi anche qui, se noi pianifichiamo dei progetti, se vogliamo che poi questi progetti vadano avanti, abbiamo sempre bisogno delle persone, quindi persone che siano formate e coinvolte e persone che quindi partecipino allo sviluppo dei vari progetti di sostenibilità. Ora, qui secondo me l'attenzione che dobbiamo dare è al fatto di capire il valore delle persone. Lì ho scritto le persone sono utili e vedete che l'ho sbarrato. Non è un errore che ho fatto io, ma no, volutamente l'ho sbarrato, perché dal mio punto di vista le persone sono un valore per l'azienda. Vado a scrivere ancora più in grande, secondo me le persone sono il valore dell'azienda. Se provate a pensare un po' il modello di tutto il territorio nazionale delle nostre piccole e medie aziende, se aziende sono partite dal niente, l'imprenditore illuminato che gli è venuta l'idea e poi si è messo nello scantinato, nel garage e così via, e dall'azienda di 2-3 persone si è arrivati ad aziende grandi, presenti a livello internazionale, anche di 100-150 persone, vuol dire che certi risultati si sono raggiunti proprio grazie al valore che ogni persona ha messo all'interno dell'azienda. Capite? E quindi il valore della risorsa umana, dal mio punto di vista, va ripreso in mano.
il fatto che qualcuno abbia dato questo nome risorsa umana al team aziendale, forse non è così casuale. La parola risorsa vuol dire un qualcosa di importante, un qualcosa di prezioso, che bisogna stare attenti a come si gestisce quella risorsa. Con l'acqua cosa ci dicono? Fai la doccia, non fare il bagno nella jacuzzi, così risparmi qualche litro di acqua. Quando lavi i denti chiudi il rubinetto. Bene, come lo si ragiona risorsa preziosa per l'acqua, forse è il caso che riprendiamo anche l'attenzione sulla risorsa umana. E qui quello che io voglio dirvi, scusate, mamma mia, ok, quello che voglio dirvi è che quello che io ho visto, la sostenibilità non può essere un qualcosa distaccato dalle persone, e in particolare io ho notato che soprattutto queste generazioni che vi ho indicato hanno comunque una loro parte di sensibilità sull'argomento. Cioè, quando lavoro in azienda trovo persone di età diverse che hanno magari anche uno stile di vita con scelte consapevoli nell'alimentazione, nella cura personale e così via, che riguardano proprio scelte anche sostenibili, ecosostenibili. Quindi arrivando alle nostre persone in azienda, vedete, io ho messo che le persone hanno un doppio valore, ognuno di noi ha un doppio valore quando poi entra in azienda e è nel team aziendale. Ha un valore professionale che è fatto di tutto il suo bagaglio di esperienza, conoscenza e competenza che negli anni, anche con più esperienze lavorative, la persona ha raggiunto e si porta nel suo zaino, diciamo, professionale. Però poi c'è l'altro valore di ognuno di noi, valore come essere umano. Come essere umano, quindi qui abbiamo le qualità di ognuno di noi, i talenti di ognuno di noi, le attitudini, l'ingegno, la diversità, l'originalità, l'unicità di ognuno di noi. Ok? In realtà queste due cose non è che viaggiano in maniera separata, capite? Ma continuamente sono integrate nello stesso essere umano. Quindi quando io sono in azienda, certo che devo essere competente e preparata, ma poi nell'esprimere la mia competenza, nel fare un lavoro, io poi ci metto anche la gentilezza, l'attenzione, l'ascolto, la disponibilità, la parola gentile e così via. Quindi vedete che queste due parti dello stesso valore dell'essere umano per l'azienda sono un valore importante. La particolarità è che, se voi vedete, lì c'è una parolina, valore intangibile. Cioè la professionalità noi non è che la vediamo stoccata da qualche parte. Le nostre qualità non è che sono stoccate nell'armadio o in magazzino in azienda, sono dentro le persone, e quindi non è un qualcosa che spesso si può vedere, toccare, sentire. E questo, da un certo punto di vista, è un pochino un problema, perché in azienda spesso abbiamo tanto valore intangibile, ma siccome appunto non lo si vede, non ci si rende conto di tutto questo, di questo capitale che c'è in azienda. E in realtà, se noi andiamo a riflettere, è proprio questo valore intangibile, professionale, umano, che contribuisce a generare il valore tangibile economico delle nostre aziende. Le multinazionali, le grandi imprese, ma adesso vedo che anche piccole e medie si stanno spesso organizzano l'Academy. Vi siete chiesti il perché? Perché vogliono fare in maniera tale che quel know-how, quella competenza che c'è in azienda rimanga in azienda, venga tracciata, venga condivisa tra le persone in azienda, per fare che questa competenza poi sia a disposizione di tutti per una crescita e un'evoluzione aziendale. Ci siamo, eh? Una cosa importante è che io ho visto, proprio ragionando anche su questi aspetti delle richieste anche che le persone chiedono, e infatti vedevo anche nella ricerca prima condivisa dalla collega, una leadership più democratica, meno gerarchia. In realtà io riporto questa slide perché è interessante. Ci deve essere un'evoluzione anche nel concetto di leadership, dal modello organizzativo piramidale, dove dall'alto partono gli ordini e scendono. Dobbiamo in realtà evolvere verso un modello più circolare, dove ok, c'è una gerarchia, quindi c'è sempre un titolare, c'è sempre un responsabile, c'è sempre un collaboratore con responsabilità di caratura diverse, ok, però
nel momento in cui stiamo lavorando in azienda dobbiamo avere quello spazio circolare di condivisione dove possiamo confrontarci, andando oltre l'età anagrafica, gli anni di esperienza, il genere, la nazionalità e tutti quegli elementi di diversità che non devono diventare un elemento limitante nel portare avanti le attività e i progetti per l'azienda che contribuiscono alla sostenibilità nel medio-lungo termine dell'azienda, a partire da quella economica. Quindi questa leadership deve andare verso il coinvolgimento, la responsabilizzazione anche delle persone, e se io le persone le coinvolgo, allora poi chiamate in causa che partecipino ai progetti, vedete che aumenta anche il loro livello di responsabilità, di contribuire allo sviluppo di quel progetto. Andare oltre, responsabilità, ascolto e umiltà. Guardate, io 20 anni fa, quando ho iniziato questo lavoro, naturalmente affiancavo un formatore che aveva 60 anni allora, aveva un'esperienza pazzesca, e una delle cose che mi aveva detto era proprio questa: nelle nostre aziende c'è un bisogno importante di umiltà, fare che le persone abbiano un'attitudine di umiltà in azienda. Perché se ognuno di noi si mette nell'attitudine dell'umiltà, vuol dire che poi c'è lo spazio anche all'ascolto verso l'altra persona, al confronto verso l'altra persona. E invece lui diceva: guarda che siamo nel 2003, ma vedrai che fra 20 anni saremo lì ancora a lavorare sull'umiltà dell'essere umano in azienda. Questa cosa, ho ragione io so tutto, io sono arrivata, io sono imparato, cioè no, in realtà qui dovremmo avere un po' più di umiltà tutti e essere aperti al confronto e anche al miglioramento continuo, tenendo conto che spesso il fuori, lo scenario esterno, spinge anche le aziende ad una velocità che, se siamo lì a litigare ho ragione io o hai ragione tu, il cliente ha già comprato da un'altra parte, oggi che siamo nell'era tecnologica digitale, e questa è sostenibilità dell'azienda. Se quel cliente compra da qualche altra parte perdiamo profitto per l'azienda, ok? Ora, io qui vi ho messo alcuni suggerimenti semplici per i candidati in una fase di selezione, quindi è importante, io vedo i giovani, è importante che quando, giovani ma non solo, cioè anche la persona che magari sceglie di cambiare attività, di cambiare azienda, secondo me la cosa importante è capire anche se sul tema della sostenibilità l'azienda è preparata, sta rendicontando, quali progetti sta facendo, quindi sempre un'attitudine di essere informati prima ancora di andare a incontrare l'azienda per cui si vuole appunto candidarsi. Ok? Poi vedere appunto il materiale non solo in internet, ma fare una ricerca più importante, e poi presentare il proprio profilo professionale con tutte le esperienze fatte fino a quel momento, tutto il bagaglio professionale, e io direi mettiamoci anche una buona parte dedicata al nostro bagaglio invece più come anche esseri umani, qualità, attitudini e talenti. Qui invece vi ho messo quando il candidato, diciamo, viene assunto e quindi entra a far parte del team. Io vedo che a volte appunto questo concetto, il primo ve l'ho condiviso, diventa importante l'apertura a imparare, a essere curiosi, attenti, e io vedo a volte, mi ricordo anche anni fa quando facevo i corsi anche per i giovani apprendisti, no? Dicevano sì, ma mi hanno preso per fare quel lavoro e io so cosa devo fare per quel lavoro, e magari non avevano l'attitudine di dire: aspetta che allargo la visione, sì, sono nel reparto produttivo di questa azienda, ma cosa succede nel resto dell'azienda? Il processo, da dire, arriva l'ordine del cliente a quando viene evaso, cosa succede dentro quell'azienda, dentro quel supermercato, come è il processo, tutte le fasi, ok? Quindi un'apertura che sì, naturalmente focalizzata sul ruolo e la mansione e la responsabilità che devono essere chiare quando la persona entra a far parte del team, ma poi un'apertura di visione per comprendere tutto il sistema dell'azienda, ok? Quindi poi la disponibilità, l'umiltà, è aperti al confronto, alla condivisione, e insomma questo
questi aspetti. Ora, per arrivare in una fase conclusiva dell'intervento, io ho proprio messo questa riflessione: l'essere umano è essere umano e ogni persona ha almeno 4 dimensioni. Ce l'ha confermato un po' anche la collega prima, no? Che dice le persone non sono più solo a te, ma anche le aziende, al benessere fisico, al benessere economico, no, c'è anche il benessere emotivo, psicologico e così via. Quello che io ho imparato è che dentro ognuno di noi c'è una parte più spirituale, di consapevolezza, una parte più emotiva che riguarda il cuore, una parte razionale e una parte fisica. Ora, come esseri umani anche all'interno delle aziende, più queste 4 dimensioni lavorano in sinergia dentro ogni persona e anche in una situazione di equilibrio psicofisico, meglio è. Quindi anche queste iniziative da parte delle aziende per il welfare, per il benessere delle persone, naturalmente sono tutte in favore di far sì che le persone all'interno dell'azienda siano anche in uno stato di benessere e di equilibrio per poter dare il meglio di loro nell'attività poi lavorativa che vanno a svolgere. Ora chiudo dando 2 auguri, uno ai candidati. Cioè io vedo più ognuno di noi come essere umano è consapevole di queste 4 dimensioni che ha dentro di sé, del valore professionale, del valore umano che ha, naturalmente più può sviluppare anche quei talenti e quelle attitudini per cui è anche più predisposto e arrivare ad esprimere il proprio valore all'interno anche dell'azienda. E per le aziende io do questo augurio: dobbiamo, per amore di Dio, dobbiamo, io dico dobbiamo perché è una cosa a cui tengo, però io vedo anche all'interno delle aziende, più si va a preservare il valore umano e professionale delle persone, più possiamo anche garantire un futuro alle nostre aziende e un futuro che sia anche in un'ottica di sostenibilità. Quindi dal mio punto di vista più le persone vengono messe al centro e valorizzate e riconosciute nel contributo che possono dare, più secondo me riusciamo a essere aziende attrattive e quindi ad attirare le persone e a fidelizzare chi già lavora in azienda. Quindi quell'area di lavoro, diciamo, che secondo me può essere affrontata lavorando proprio su questo aspetto. E guardate, io da 20 anni sono anche nel mondo della formazione interaziendale. Spesso le persone quando si lamentano della loro azienda, della loro impresa, non è per il lavoro in sé che fanno, perché quello è un lavoro magari che amano e che se cambiano lavoro, azienda, vanno a fare lo stesso lavoro. Spesso è proprio un qualcosa più legato anche a livello umano. Clima aziendale, relazioni, connessioni, non c'è la possibilità di dire, di esprimersi, di condividere quello che ogni persona ha anche identificato che possa portare un miglioramento operativo, pratico e concreto all'interno dell'azienda. Io vi ringrazio e vi auguro insomma un buon proseguimento con questi stimoli che vi abbiamo condiviso. Grazie. Grazie Romina Norris. Bravissima, sei stata nei tempi. Direi che possiamo concludere che insomma, quello che abbiamo capito è che le aziende oggi vogliono essere resilienti, creare valore per il futuro, rimanere sul mercato. Bene, la sostenibilità è un elemento importante per riuscirci, per poterlo fare. L'importante è che la sostenibilità sia condivisa e che a monte ci sia il coinvolgimento delle persone, venga dato valore alle persone che lavorano in quell'impresa. Grazie a tutti, buon pomeriggio e buona continuazione.